Il World Health Forum Veneto, l'evento internazionale dedicato a salute, prevenzione e tecnologie mediche, arriva a Padova per la seconda edizione che si svolgerà al Padova Congress fino a sabato 15. L'evento rappresenta un'importante occasione di confronto sulle tematiche della salute, della prevenzione e della gestione delle principali patologie. Padova si conferma quindi come una delle realtà d'eccellenza nel panorama sanitario italiano e internazionale. La città, con la sua lunga tradizione accademica e scientifica, è da sempre un punto di riferimento per la ricerca medica e il progresso tecnologico in ambito sanitario. Orgoglioso il sindaco Sergio Giordani, che ricorda anche la continua crescita di Padova in questo senso, dalle eccellenze sanitarie al nuovo ospedale. Io sono responsabile della salute dei miei cittadini. Abbiamo una sanità d'eccellenza. Vi ricordo che la prima regione Veneto, nonostante qualsiasi cosa uno dica, sono sbaglio 288 punti su 300. Io sono veramente soddisfatto. Stanno andando avanti molto bene con l'ospedale nuovo, di cui sono molto contento. Ha contribuito col terreno anche il comune di Padova. Per cui Padova, io dico sempre, Padova è una città stupenda, cambierà e migliorerà nel tempo. Uno dei punti di forza è sicuramente la salute e l'ospedale. Presente all'evento anche il presidente della scuola di medicina Angelo Paolo Dei Tos, che è intervenuto sulla recente approvazione alla Camera della riforma della facoltà di medicina. Basta concorsone, niente più test d'ingresso a crocette. La selezione avverrà dopo il primo semestre di studio all'università, quando gli studenti si saranno cimentati con almeno 3 corsi di materie qualificanti. Dei Tos fa quindi ordine sulla questione, ricordando che non è stata realizzata nessuna abolizione del numero chiuso, come spesso erroneamente riportato. Se il tema era migliore il test a crocette o è meglio valutare gli studenti su 3 sostanzialmente esami che saranno chimica, fisica e biologia, io credo che sia equivalente. Ecco, secondo me la narrazione che io faccio fatica a comprendere è che si sia abolito il numero chiuso. Ora, in realtà non si è abolito il numero chiuso perché poi i ragazzi che verranno avviati successivamente al percorso sono nei numeri previsti dalla programmazione del Ministero della Salute. Quindi ho la sensazione che forse il dibattito andrebbe chiarito un pochino anche a beneficio dei cittadini, dei ragazzi e delle loro famiglie. Salute, tecnologie e prevenzione ed università. Questo e molto altro al World Health Forum Veneto, evento che pone Padova al centro del panorama sanitario internazionale.